Abbiamo un incontro con l'assessore Donazzan rispetto a un tema fondamentale per il territorio veneto, che è la gestione dei magazzini da parte di Amazon. Noi riteniamo che queste lettere di trasferimento che sono arrivate ai lavoratori di Vigonza, a cui viene chiesto di spostarsi da un giorno all'altro via messaggio negli stabilimenti di Vicenza e di Venezia, rischiando di perdere il posto di lavoro, rischiando di perdere salario, rischiando di perdere i diritti acquisiti e in barba a tutte quelle che sono le regole e le disposizioni contrattuali, siano illegittimi. Alla sala riunioni di Veneto Lavoro di Mestre un incontro sull'avvertenza Amazon tra sindacati, Assoespressi e i rappresentanti delle aziende coinvolte, presieduto dall'assessore al lavoro Elena Donazzan. Sul tavolo la situazione di circa 160 driver della sede di Vigonza di Amazon. Io mi auguro che l'impegno da parte dell'assessore e della regione sia quello di convincere queste grosse multinazionali a avere relazioni concrete con le organizzazioni sindacali e che ovviamente ci sia rispetto per quanto riguarda le disposizioni normativi e contrattuali, che non siano un bagno di sangue questo mondo degli appalti solamente sulle spalle dei lavoratori.